Siamo col tecnico di Padova Lorenzo Bernardi, dicevamo in cronaca la partita l'hai vinta in gran parte tu, sei riuscito a mescolare le carte non facendo capire più niente a Bassano, la prima mettendo dentro Garghella al posto di Kubiak. Ma no, io non è che ho vinto la partita, è chiaro che il compito dell'allenatore è anche quello di studiare delle altre alternative. Magari qualcun altro avrebbe fatto la classica scelta molto tradizionale, però io ho ritenuto opportuno che questa potesse essere la migliore opzione che avevamo oggi da affrontare questa partita qua, però il merito va ai giocatori perché si allenano non in condizioni ottimali per quanto riguarda il numero di giocatori in palestra e soprattutto hanno una grandissima spirito di sacrificio e mi seguono molto su quelle che sono le mie iniziative e questo è il frutto del loro grande impegno e della loro grande determinazione. Questo l'ha detto anche Juan Carlos Barca prima dell'intervista, che oggi tra l'altro ha avuto una impennata rispetto alle altre partite, una gran sicurezza di questo giocatore che oggi ha dimostrato veramente quello che vale. Lui deve sbloccarsi, aveva bisogno di fare una partita buona, ma io non penso che lui i suoi limiti verso l'alto non si sa dove sono. Non penso che lui oggi abbia giocato la sua miglior pallavolo. Sono convinto che è un giocatore che può dare moltissimo a questa squadra. È chiaro che anche lui si trova in un ambiente nuovo, arrivando da qualche problematica all'inizio, quindi è normale che anche per lui l'impatto non sia stato subito molto positivo. Senti Lorenzo, vincere 3-0 con Bassano e non con tutta la squadra, questo Padova dove può arrivare? Perché non dimentichiamoci che Kubiak è fuori, Koshikawa deve ancora rientrare. Intanto pensiamo a martedì mattina che iniziamo la nuova settimana e a Roma che sarà una partita molto difficile. Io l'ho detto già tempo fa, questa squadra non deve porsi degli obiettivi a lungo termine, questa squadra deve lavorare tutti i giorni per migliorare per il giorno successivo e di conseguenza i risultati arriveranno. Grazie Lorenzo Bernardi.